Cosa mi fai fare? Buongiorno. Attenzione, attenzione. Tutto il personale si unisce per osservare un minuto di silenzio. Ricordo il collega Antonio Nicoletti, praticamente scomparso nell'adempimento del proprio dovere. Ovviamente non è la cosa io ho pensato, visitiamo la sala operativa, poi la sala emergenza noi siamo stati il primo comando a istituire la sala emergenza unificata nel 2008, abbiamo venuto il ministro Maroni, il prefetto quando istituisce... in senso prefettura? Assolutamente, cioè il prefetto istituisce qui il CICE, il centro coordinamento dei soccorsi, il prefetto, tant'è che il prefetto l'ha istituito nelle ultime 2 emergenze che abbiamo fatto a maggio-giugno, quindi è stato istituito qui a sede qua. sì, adesso la vediamo. Bene. Questa è la nostra rappresentatività femminile. Abbiamo messo. Buongiorno, signore. Sì. Questo abbiamo 2 distaccamenti volontari, Asolo e Gaiarino, e abbiamo 50 unità, quindi un bel numero. Tant'è che sul distaccamento di Asolo loro presidiano il territorio, cioè abbiamo un sistema dove ci comunicano e dice sono in priorità 1, significa che stanno presidiando il distaccamento e lo fanno quasi sempre sabato e domenica e anche intrasettimana la sera. Quindi dobbiamo dire che assolutamente sì, assolutamente. Possiamo dire di essere molto contenti.
Sì, ma il bello che c'è qui, il bello che c'è in questo territorio è il sistema. Il sistema, diciamo, sia attraverso quindi il prefetto sotto l'eccellenza, coordinamento, diciamo, del prefetto, quindi questura, facciamo squadra, questura, esercito, guardia di finanza, carabinieri, assolutamente, tant'è che quando protezione civile, quando è stato istituito il CCS eravamo tutti qui, ma anche molto impegnati perché i carabinieri andavano sul territorio, andavano a verificare preventivamente, diciamo, determinate situazioni, quindi quello che veramente dovrebbe siamo esserci soddisfatti. dappertutto. Sì. È auspicabile. Andiamo su in sala emergenza. Eppure chi lo fa? Buona giornata. Vedete l'emblema della pace, della sicurezza? Sì. Ragazzi, Con qualsiasi materiale. qualsiasi cosa. Ma questo è tutto fatto a mano. Quindi Tutto fatto a mano da due ragazzi splendidi che sono Pavan e Catanese, quindi veramente veramente molto bello. eccoli là, eccoli qua, gli artisti sono questi due ragazzi. Grazie. Tu sei mancino invece. Vedi che sono Sì. pezzi. Ci legge Emanuele? Ovviamente per noi è una cosa importantissima la sua presenza e anche quella del capo del corpo. Adesso vi mostro questo e poi ci veniamo in alto. Il comando, beh, il comando è un comando importante, ci si ripete, il comando è un comando molto inquietante, molto complesso perché c'è l'aeroporto, assolutamente c'è la legge regionale relativamente all'inquinamento e quindi sui PFAS e quindi noi siamo chiamati assolutamente qui dallo Stato attuale non possono essere utilizzate da attrezzare la sostituzione delle scuole. Il problema è che sui mezzi vecchi abbiamo un po' fatto con una direzione esattamente, cioè un mezzo rimane inquinato, ma non si può fare la politica. E quindi questo è un grosso rischio di rischi di incidente rilevanti? No, abbiamo 5 abbiamo sul paese, diceva il capo, assolutamente siamo riusciti a perché fatica. Sì, anche se oggi non è una bella giornata per il Corpo Nazionale, perché poche ore fa, insomma, come è noto, ha perso la vita nella provincia di Foggia un altro vigile del fuoco, caduto durante un intervento di servizio, però insomma, avevamo programmato nell'ambito di un programma di visite nei comandi nelle province, una visita in questo comando, che è uno dei comandi
importanti del Veneto, un comando che ha delle punte di eccellenza operative, che meritava insomma di venire personalmente per ringraziare queste donne e questi uomini per il servizio straordinario che fanno per i nostri territori, per la nostra nazione, soprattutto a difesa dei cittadini nei momenti più critici. Il governo ha fatto una scelta dal suo avvio di cambio di passo per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo invertito la tendenza a tagliare sotto il profilo del personale sulla sicurezza, facendo un investimento e un potenziamento di oltre 1.800 uomini. Abbiamo dato via la più grande sostituzione di mezzi, oltre 4.000 in tutta Italia, che si stanno consegnando già da questi mesi, mezzi di ogni tipo. Stiamo facendo una ricognizione, un importante investimento sulle sedi per dare sedi sempre più accoglienti, ma che diventino anche centro, come in questo caso, di riferimento del soccorso pubblico per tutti gli attori del settore nel momento di necessità. Si sta rinnovando il contratto collettivo di lavoro con risorse aggiuntive rispetto al precedente, e in atto una riforma, un riordino che definisco epocale per il Corpo Nazionale, che lo renderà più funzionale, più operativo di quello che già è. Sì, sicuramente purtroppo oggi la scaletta, insomma, la nostra visita qui subirà una modifica, perché vogliamo a Foggia, perché ci saranno le esequie del nostro collega che tragicamente nell'adempimento del dovere ha perso la vita, e noi eravamo in zona qua, siamo saliti ieri per inaugurare, intitolare un distaccamento a Zogno, in provincia di Bergamo, un collega che circa 20 anni fa perse la vita in un intervento di spegnimento di un tetto in fiamme, e con l'occasione poi sul territorio incontrare il personale, intanto come diceva il sottosegretario, per ringraziarlo della professionalità che tutti i giorni mette nel proprio impegno per salvaguardare la sicurezza dei cittadini, nel caso di Treviso ovviamente per i concittadini della provincia, ma anche fuori dal territorio, perché già oggi Treviso è partita per andare in Emilia Romagna, a Forlì Cesena, per prestare il proprio aiuto a quelle popolazioni colpite dal maltempo. Sì, da ieri siamo in prima linea, purtroppo le zone sono quelle colpite per la terza volta nel giro di 1 anno e mezzo, ma noi ci siamo e fino a quando ci sarà necessità rimaniamo sul territorio.